Abbiamo consegnato alla presenza della nostra Presidente di zona, la dottoressa Mariella Antinoro, e del nuovo Presidente del Lions Club Valle dei Templi, abbiamo consegnato questa targa Braille per gli ipovedenti a Monsignor Angelo affinché venga collocata all'interno della biblioteca lucchesiana. È un piccolo dono che noi vogliamo fare, che permetterà alle persone ipovedenti e non vedenti di poter capire qual è il luogo e l'importanza del luogo in cui si trovano. Ecco, certamente questa iniziativa manifesta, riflette l'attenzione che il territorio agrigentino, in modo particolare il Lions, ha per questa istituzione di grande prestigio. La Lucchesiana esiste da 260 anni quasi ed è stata sempre un punto di riferimento per la cultura e gli studiosi del territorio, e quindi questa targa rivela l'attenzione per la Lucchesiana. E certamente è un momento, dopo la consegna di questa targa, io mi auguro che ci siano altri momenti di sostegno, perché, come è scritto nella parte conclusiva della targa, la biblioteca lucchesiana fu donata agli agrigentini. È un pensiero che io frequentemente ripeto, è che la titolarità morale della biblioteca appartiene agli agrigentini. Ecco, per questo io spero, mi auguro che l'attenzione degli agrigentini possa crescere, ma ci sia anche un sostegno concreto nei confronti di questa istituzione che nel corso degli anni ha manifestato la sua fragilità. Ecco, per questo, in preparazione al 2025, quando noi vivremo tante iniziative, tante attività per la capitale italiana della cultura, ecco, vogliamo prepararci con tutte quelle attività che sono così collegate, confacenti con la finalità